È martedì 15 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Fra poco torneremo da Marco Carli per la rassegna stampa regionale. Intanto cominciamo però con la cronaca. Un'ultima ora, la polizia di Catania ha arrestato 4 persone per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di una ditta di spedizioni. Tentata estorsione con metodo mafioso è l'accusa con cui i poliziotti della squadra mobile di Catania hanno arrestato 4 persone. Si tratta di Filippo Intelisano, Luigi Calabretta, Francesco Coppola e Virgilio Papotto. Le indagini sono partite dalla denuncia di un dirigente della società di spedizioni BRT. Dopo l'interruzione dei rapporti commerciali tra la società e la Gifra SRL, azienda locale addetta allo svolgimento di attività di facchinaggio nel capoluogo etneo, 2 dipendenti di quest'ultima lo hanno portato in casa di Intelisano, all'epoca sottoposto ai domiciliari per avere spiegazioni. Sebbene non rivestisse formalmente alcuna carica societaria, l'uomo ha minacciato il dirigente di gravi ritorsioni all'azienda di spedizioni e agli amministratori, qualora i rapporti economici non fossero proseguiti regolarmente. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno appurato che il pregiudicato è figlio di Giuseppe Intelisano, storico appartenente alla compagine mafiosa Santa Paola Ercolano, e che Luigi Calabretta e Francesco Coppola, coloro che hanno accompagnato il dirigente in casa sua, sono cognati di Intelisano e dipendenti della Gifra. Dalle indagini sono emersi anche gravi indizi su reiterate pressioni intimidatorie e minacce gravi da parte di Virgilio Papotto, cognato di Giuseppe Intelisano e amministratore di fatto della ditta di facchinaggio, nei confronti dei rappresentanti locali dell'impresa di spedizione, per ottenere la revoca della risoluzione del contratto di appalto di servizi stipulato o in alternativa la corresponsione alla società di una somma di denaro a titolo di indennità di buonuscita, con richieste per appalti in altre regioni italiane. I 4 indagati sono stati arrestati e condotti in carcere. Ne riservano nuove sorprese le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Spunta l'ennesima amica, amante e favoreggiatrice. A incastrarla anche la gelosia di un'altra amante storica. Sentiamo e vediamo il servizio. Amante, ma anche postina, staffetta e fiancheggiatrice. Spunta una nuova donna nella rete che ha coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Lei è Floriana Calcagno, 50 anni, professoressa di matematica in un liceo di Mazzara del Vallo, la donna che ha accompagnato il boss negli ultimi mesi di vita. Eccoli nei frame dei filmati di videosorveglianza, insieme in macchina o mentre escono a scaglioni per non farsi notare. Una frequentazione che sfugge agli inquirenti, ma non agli occhi furiosi dell'altra amante di Messina Denaro. È la maestra Laura Bonafede che con le sue lettere infuocate di gelosia conferma la relazione con quella che chiama con vari soprannomi: Endica, Pacchina, Sbrighisi, come quando riferiva di averla vista uscire dal covo del latitante, dritta come un palo e con una Louis Vuitton sicuramente regalata da te, scriveva al boss. Regali, borse come un distintivo, sbottava. Amante, ma non solo. Per la DDA che ha chiesto e ottenuto l'arresto per favoreggiamento, Floriana Calcagno avrebbe avuto un ruolo decisivo anche nella logistica, come per la consegna di qualcosa di importante. Dall'estate del 2022, quando la malattia del boss si aggrava, i due conducono una vita quasi normale. Lui la preleva a scuola, passano la giornata fuori, vanno al ristorante. Non convince la difesa della donna che qualche giorno dopo l'arresto del boss si presenta ai magistrati dichiarando che per lei quello era il medico in pensione. Floriana Calcagno infatti è la nipote di un capomafia, Francesco Luppino. Per i magistrati, dato il contesto familiare, non poteva non sapere la vera identità dell'amico. E andiamo subito da Marco Carli, cominciamo la lettura dei quotidiani proprio da questa notizia, da questa scoperta, diciamo, dagli investigatori. Anche perché, Angelo, questa notizia tiene banco anche sui quotidiani nazionali. Partiamo però dalla Sicilia, anche perché vi faccio vedere subito il titolo. L'ultima amica, questo è il titolo scelto dal quotidiano catanese. Un'altra insegnante arrestata, favorire la latitanza di Messina Denaro, le carte, i pizzini di gelosia dell'amante del boss, come abbiamo sentito dal servizio di Lorena Dolci, incastrano la rivale. Andiamo su Repubblica Palermo, in questo caso è l'apertura
la notizia con questo titolo: Le donne e i segreti di mafia, un'altra amante del boss in cella. Floriana Calcagno, docente a Mazzara, è accusata di favoreggiamento a Messina Denaro. Il PM è custode di informazioni riservate sulla sua latitanza, a tradirla appunto, come abbiamo sentito più volte, la gelosia di Bonafede. Ma come ti dicevo, Angelo, la notizia è stata ripresa nelle pagine interne anche dai quotidiani nazionali, ad esempio in questo caso dal Corriere della Sera. Il titolo, a pagina 20 della parte nazionale ovviamente del Corriere: aiutò Messina Denaro latitante, in cella l'ultima donna del boss. Palermo è una prof di 40 anni, i nomignoli che abbiamo sentito ripetuti nel servizio e i messaggi di gelosia dell'altra amante. Questa notizia ritorna appunto anche sulle pagine interne della Sicilia, con la quarantenne ha scortato il padrino diverse volte, l'ha ospitato anche nella sua casa di villeggiatura al mare. La donna, dopo la cattura del boss, si era presentata in procura raccontando una storia che si è rivelata poi alla fine inverosimile. Bene, grazie. Adesso un'altra vicenda giudiziaria: uccise, lo ricorderete, la figlia e finse anche il sequestro. È iniziato il processo d'appello a Martina Patti. Sono annunciate delle dichiarazioni spontanee dell'imputata nella prossima udienza, che è stata fissata per il mese di maggio. Prima udienza oggi davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania del processo di secondo grado a Martina Patti, la 26enne, che in primo grado è stata condannata a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno 2022, seppellita in un campo vicino casa nel territorio di Mascalucia. La donna è imputata per omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. I suoi legali, gli avvocati Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino, hanno annunciato che la donna, che oggi era collegata in videoconferenza, vorrebbe fare dichiarazioni spontanee. Per i legali un punto importante sarà la definizione del movente, non emerso in primo grado perché la Patti ha confessato il delitto ma non ne ha spiegato il perché. Posto che non è stato individuato un movente singolo, un movente che da solo spieghi il comportamento di Martina, ma tutta una serie di fattori scatenanti, quelli che la Corte ha definito come la scaturigine della condotta di Martina. Che esistono vari fattori che hanno portato Martina a compiere questo gesto, fattori che ovviamente si sono realizzati e manifestati in una mente in quel momento offuscata dalla grave depressione. I nonni paterni e il padre della piccola vittima si sono costituiti parte civile. La donna avrebbe ucciso la piccola nel luogo del ritrovamento, un campo abbandonato vicino casa, e poi avrebbe finto il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo. La Corte ha disposto il trasferimento dell'imputata in aula per la prossima udienza, fissata il 14 maggio. Marco, torniamo ai quotidiani. Anche questa è una notizia che viene ripresa questa mattina dai giornali locali, regionali. Esattamente sì, sulla Sicilia abbiamo anche un richiamo in prima pagina che andiamo a vedere, anche perché così veniva chiamata soprattutto nel periodo in cui appunto tutto si è svolto, il delitto di Elena. Ora la Medea dell'Etna, cioè la mamma, prepara la nuova verità. Questo è il richiamo in prima della notizia, mentre la notizia la ritroviamo nelle pagine interne ovviamente con questo titolo: finse il sequestro della figlia. L'abbiamo ricordato nel pezzo, ma insomma è una notizia che veramente ha tenuto banco per circa un mese. In quel momento preciso, uccisa a coltellate e poi sepolta, Martina ripeterà la sua verità. Per la giovane madre, condannata a 30 anni, lo ricordiamo, in primo grado, si apre appunto l'appello, parlerà in aula alla prossima udienza. C'è anche la foto appunto della mamma di Elena. Grazie Marco. Adesso siamo invece alla finanziaria. C'è stato il via libera della giunta regionale per la finanziaria bis, vale quasi 50 milioni di euro e la norma adesso chiaramente dovrà superare l'esame dell'ARS, puntando ad una approvazione entro il mese di giugno. In servizio.
Misure per le imprese siciliane che rischiano di essere colpite dai dazi di Trump, soldi per interventi urgenti alle dighe che riforniscono l'agricoltura nella Sicilia occidentale, soldi anche per gli aumenti delle tariffe sanitarie, per il contrasto alla povertà anche nel 2025 e un fondo di rotazione per aiutare gli enti locali nella predisposizione dei progetti per le opere pubbliche. Vale quasi 50 milioni di euro la finanziaria bis della regione siciliana che è stata approvata dalla giunta regionale di governo. Il documento verrà adesso trasmesso all'Ars dove dovrà essere analizzato da tutte le commissioni di merito prima del voto in commissione bilancio e infine dovrà approdare a Sala d'Ercole per essere approvato definitivamente. La maggioranza punta ad arrivare ad un'approvazione della manovrina entro il mese di giugno. Non ci sono norme mancia, mentre il sostegno alle imprese contro i dazi è stato suddiviso in due fasce, 2.600.000 euro nel 2025, altri 6 nel 2026. Ancora 5 milioni per le dighe, altri 5 per il contrasto alla povertà, 15 milioni e mezzo per la progettazione delle opere pubbliche. La Giunta ha poi dato il via libera allo schema di avviso pubblico per iniziative di rilevanza sociale, sociosanitaria, culturale, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Sicilia e dell'economia locale. Si tratta di 5 milioni di euro messi a disposizione già dalla legge di stabilità e che attendevano il decreto attuativo. Marco, adesso vediamo la lettura dei quotidiani di questa finanziaria che è stata varata dalla Giunta Schifani in attesa dell'approvazione. E lo ritroviamo, noi abbiamo scelto due quotidiani regionali per trovare, ad esempio, su Repubblica Palermo questo titolo: Dai rifiuti alla povertà, la finanziaria di Pasqua. Abbiamo sentito nel servizio di Maglio Viola un po' riassunto tutte quelle che sono le misure all'interno della manovra. Vale 50 milioni, via libera della Giunta al finanziamento aggiuntivo per 3 impianti in ritardo, stiamo parlando ovviamente di termovalorizzatori. A Catania Schifani presenta appunto i 2 inceneritori, ci torneremo poi nella seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata alle notizie regionali, ma vi leggo qui anche, andando all'interno del pezzo, nella manovrina ecco anche 5 milioni per fronteggiare la crisi idrica, notizia certamente importante per quanto riguarda la siccità, lo sappiamo, piaga storica della Sicilia ma che soprattutto ha colpito la nostra regione negli ultimi anni, e attraverso interventi sulle dighe un'integrazione di circa 4 milioni ai fondi gestiti dalla protezione civile regionale. Ci spostiamo poi sulla pagina interna della Sicilia, anche in questo caso vi faccio leggere soprattutto il titolo, varata la manovra delle emergenze, così è stata chiamata, dai dazi alla povertà, alle fasce più deboli, ecco 50 milioni. La Giunta approva le misure volute da Schifani, DDL blindato dagli emendamenti all'Ars. Vi leggo anche una parte dell'interno perché tra le altre iniziative rilevanti previste dalla manovra, dice la Regione siciliana, anche il rafforzamento degli aeroporti minori dell'isola attraverso la sospensione dell'addizionale amministrativa, favorendo le persone in difficoltà economiche. I soggetti con ISEE inferiore a 35.000 euro pagheranno un contributo di 100 euro a fronte dei 650 oggi previsti. Questa è una notizia certamente importante per chi ha difficoltà economiche e deve andare avanti nella vita. A te Angelo. Sì, Marco, adesso a Catania senza regole e senza controlli. L'emergenza rifiuti scaturisce anche dal malcostume in Viale Vittorio Veneto, sacchi di immondizia rimossi in fretta e in furia, mentre per l'appunto noi realizzavamo un servizio e vediamolo allora. Prima, durante e dopo. 3 scatti ed una certezza. A Catania l'anarchia si può sconfiggere soltanto con la repressione, ovvero facendo i controlli e conseguentemente multando. Le belle parole, gli inviti ad una città più pulita e le campagne anti-inciviltà non servono a niente. E la prova diretta e tangibile arriva da Viale Vittorio Veneto, trasformato in una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni tipo lasciati davanti ad abitazioni e negozi. È all'altezza della scuola elementare Rapisardi che si consuma lo scempio. Decine di colombe banchettano tra resti di cibo, in bella mostra cornetti e brioche, sotto lo sguardo indignato e disgustato dei passanti. Mentre realizziamo un'intervista c'è chi li rimuove. Perché sta rimuovendo questi rifiuti? Perché ci sono state lamentele lì sotto ieri. Ma li avete messi voi? No, questo non glielo so dire. Come? Non glielo so dire. E perché lei adesso di sua volontà li sta raccogliendo? No, io ho parlato di là e mi hanno detto di raccoglierlo. Chi gliel'ha detto? Le persone che lavorano là dentro, perché si stanno lamentando.
Sacchetti dentro, altri sacchetti e via di corsa per toglierli ed evitare probabilmente una sanzione. In pochi attimi è tutto pulito. È servita una telecamera, non quella della videosorveglianza, ma la nostra, per riportare ordine e decoro. Segno evidente che con maggiori controlli e un po' di attenzione tutto può essere risolto. Mentre realizzavamo l'intervista, qualcuno ha preso i sacchi e li ha rimossi. Evidentemente ha capito di aver sbagliato. Ma perché non lo facevano prima? L'umido non si butta il lunedì, c'è la giornata preposta per buttare l'umido. Pertanto qual è il problema? Se poi non lo raccolgono, c'è il numero verde di Gema, chiamano e lo vengono a raccogliere, come il cartone. È tutto regolare, qua invece si cerca di creare sempre più problemi a questa benedetta zona della città. Montagne di spazzatura invadono le vie Milano, D'Annunzio e Scamacca, dove i marciapiedi sono quasi off limits. E allora Marco, torniamo ai quotidiani regionali per completare la rassegna stampa proprio dalla nostra regione. Vi faccio vedere, Angelo, una delle prime pagine dei quotidiani regionali che ancora non abbiamo visto fino ad ora, cioè quella della Gazzetta del Sud, che apre, contrariamente alle altre, ad esempio il Giornale di Sicilia, vedremo anche quella, con notizie invece dal mondo. Le troveremo poi nella rassegna stampa nazionale e internazionale. Putin che lancia l'offensiva di primavera, doveva fermarsi questa guerra in Ucraina, invece siamo ancora punto e da capo, direbbe qualcuno, quasi 500 attacchi in un giorno, e poi c'è Trump, sarà notizia importantissima e di rilievo nelle pagine nazionali, giudica solo un errore la strage di Sumi, quella della domenica delle Palme, per intenderci. Sumi è una città dell'Ucraina a circa una quarantina di chilometri dalla Russia. La Cina contro i dazi degli Stati Uniti blocca l'export di terre rare, per cui come vedete la Gazzetta del Sud che concentra il proprio sguardo sui titoli di natura nazionale e internazionale. Sul Giornale di Sicilia invece, vedete qua, il titolo principale è quello di cui abbiamo parlato quasi in apertura del nostro Buongiorno Sicilia: una prof nell'harem del boss, carcere per Floriana Calcagno, ritenuta figura cardine della rete di protezione di Messina Denaro. Ovviamente ci sono tutte le notizie che riguardano appunto questo arresto. Andiamo poi all'interno delle pagine. Vi dicevo prima della manovra, parlavamo della manovra da 50 milioni, la manovrina, così si chiama, da 50 milioni della regione, che serve ad esempio anche per termovalorizzatori, inceneritori. Allora se ne discute anche all'interno, perché sono stati presentati a Catania, c'era proprio Schifani, il patto per garantire legalità e sicurezza. Questo leggiamo sulle pagine della Gazzetta del Sud, firmato dal presidente Schifani, dai prefetti di Catania e Palermo, dai sindacati. All'Ars il giuramento del nuovo assessore regionale, intanto Francesco Colajanni, previsto di oggi. Intanto però il fronte ambientalista presenta un ricorso al Presidente della Repubblica per stoppare i due impianti che sorgeranno, appunto, lo sappiamo, nelle varie province da Catania a Palermo. Se ne parla anche nelle pagine interne della Sicilia, proprio per il rischio di mafia da evitare, no? Il rischio di mafia negli inceneritori. Teniamo alta la guardia, dice Schifani. Intanto protocollo di legalità, appunto, come abbiamo letto anche sulla Gazzetta del Sud, con le prefetture. Il Movimento 5 Stelle attacca, noi al fianco di chi fa ricorso, e anche in questo caso dopo le dimissioni di Di Mauro, delega all'assessore, il nuovo che avanza. Oggi Colajanni giura all'Ars, il governatore ringrazia l'uscente con Grande Sicilia, che dice tanti problemi da risolvere. Ancora le pagine interne, questa volta ci spostiamo sulle pagine sul tomo catanese della Sicilia. Abbiamo sentito prima nel servizio di Tonino De Mana l'annosa questione delle spazzature, che resta sempre fondamentale e importante da risolvere per la città di Catania. Fra parentesi, si prova anche a ristrutturare dei locali che possono risultare utili per la città. Ad esempio, qua abbiamo la struttura di Picanello, la seconda municipalità, che vorrebbe la sede degli uffici demografici, per cui da mercato a polo di quartiere. Questo potrebbe essere l'evoluzione di questo
di questa struttura fatiscente in questo momento, l'ipotesi per la trasformazione ritorna nella programmazione triennale del Comune. Intanto per quanto riguarda la Nera, invece, l'omicidio in piazza Palestro, giudizio immediato per l'assassino, Calogero Michael Romano sparò in pieno giorno contro Giuseppe Castiglione, che morì in ospedale. Le telecamere hanno registrato l'istante in cui l'imputato preparava l'arma e si vede proprio in questo fotogramma che vediamo ripreso anche sulle pagine della Sicilia di Catania. Chiudo facendovi vedere l'ennesima riflessione, in questo caso usiamo un gioco di parole perché vedete dal titolo si parla invece di flessione, per quanto riguarda gli abitanti della Sicilia e soprattutto gli abitanti giovani della nostra regione. Torniamo sulla Gazzetta del Sud. Meno figli e flessione dei residenti. Nell'isola è veramente un indietro tutta, ricorderanno tutti, io e Angelo certamente sì, la famosa trasmissione degli anni '80, in questo caso purtroppo non c'è niente da ridere, la fotografia dell'Istat scattata attraverso il censimento 2023 si è ridotta la mortalità soprattutto a Enna e Messina, le province più anziane, con decrescita appunto del numero di famiglie, dati che purtroppo vengono confermati di giorno in giorno. Grazie Marco, da te fra non molto per la rassegna stampa nazionale. Adesso invece, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. C'è già in collegamento con noi il sostituto commissario Gabriele Ferraro. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo questa mattina la situazione è particolarmente tranquilla, se non solo per le code che si formano a causa dell'intenso traffico mattutino, ma andiamo nello specifico. Iniziamo con l'autostrada A18, la Messina-Catania, dove a causa di un cantiere tra Cireale e Catania, quindi a San Gregorio, ci sono delle code comunque. La stessa cosa sulla tangenziale di Catania, quindi tra San Gregorio e Mister Bianco in direzione di Siracusa, ci sono delle code. La stessa cosa anche tra San Gregorio e la direzione verso Catania Centro sulla 18 DIR, incolonnamenti e code. Per quanto riguarda altre situazioni, sempre per quanto riguarda le code, abbiamo degli incolonnamenti e rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione di Catania. Qualche piccola difficoltà permane sull'autostrada A18 Catania-Siracusa-Modica, dove è stato riaperto il tratto tra Avola e Cassibile in direzione di Siracusa, però è vietato il transito a tutti i mezzi con massa superiore a pieno carico a 7,5 tonnellate. Non ci sono altre notizie particolari per quanto riguarda la circolazione e il traffico, e non ci sono notizie dell'ultima ora, quindi una buona giornata e buona strada a tutti. Grazie, una buona giornata anche a tutti voi che ogni giorno fate e garantite insomma, la sicurezza sulle strade della nostra regione, in questo caso il compartimento della Sicilia orientale della Pol Strada. Avete già visto, anzi la vediamo adesso in questo momento nel riquadro, quella che è la situazione stamattina piuttosto, piuttosto trafficata, la viabilità in via Vincenzo Giuffrida sia in entrata che in uscita dalla città. Stamattina il traffico è piuttosto intenso in considerazione del fatto che la giornata, almeno inizialmente, non prometteva molto bene, un po' uggiosa, qualche pioggerellina, però insomma c'è molto traffico, l'ora chiaramente è l'ora di punta. E adesso noi ci fermiamo, facciamo la prima sosta della mattina, fra poco torneremo di nuovo insieme, andremo da Marco Carli per leggere insieme i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano non solo dall'Italia ma anche dall'estero. A dopo! Allora, come annunciato, è il momento dei quotidiani nazionali. Marco Carli. Indovina un po' chi c'è in primo piano sui quotidiani nazionali, ormai non è più una novità. È un monopolizzatore. Esattamente, stiamo parlando
di Trump, del presidente degli Stati Uniti, perché questa volta si è fatto sentire soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, prendendosela con il predecessore, con Biden, con chi comanda in Russia, cioè con Putin, e in Ucraina, cioè Zelensky. Dice: colpa loro se c'è questa guerra, se ci sono questi attacchi, l'ultimo l'abbiamo sentito nella domenica delle Palme, e dunque io farò di tutto, dice Trump, ovviamente, per risolvere la questione. Poi si parla tanto ancora ovviamente dei dazi contro dazi e le misure prossime probabilmente sui chip e sui farmaci. Ma andiamo sul Corriere della Sera per farvi vedere quello che è il titolo. Trump attacco a Zelensky. Il presidente americano accusa, come abbiamo detto poco fa, Putin. Berlino intanto apre all'invio dei missili Taurus. Mosca ovviamente irritata, la guerra colpa sua e di Biden, dice Trump. La replica: venga a Kiev, rischio escalation, cioè Zelensky invita Trump a Kiev, ma nel frattempo Trump dice: colpa tua se sta succedendo tutto questo, oltre ovviamente che di Putin e del predecessore Biden. Questo troviamo sul Corriere della Sera come titolo principale, ma vi faccio vedere anche le pagine interne, proprio per discutere di due temi importanti. Uno è quello di cui abbiamo parlato in precedenza, cioè l'invito di Zelensky rivolto appunto a Trump a Kiev, con il leader degli Stati Uniti che invece attacca il presidente ucraino. È un presidente sotto assedio, rischio di guerra mondiale, e il Tycoon come risponde invece: colpa anche sua. Nel frattempo si erge a paladino ovviamente Trump, perché dice: sarò io a risolvere la questione. Ma come sempre nella guerra, lo sappiamo anche dalla storia, tutto deriva dalla situazione economica. Di che cosa si parla, soprattutto quando si parla di Ucraina? Delle famose terre rare, che sono diventate importantissime soprattutto per la transizione ecologica, prossima avventura della nostra economia, e che al momento vedono in vantaggio la Cina. Ecco perché gli Stati Uniti sono ovviamente così interessati alla situazione. E vi facciamo vedere questa pagina interna, il grande duello delle terre rare. La stretta di Pechino sul commercio di minerali strategici mette a rischio il futuro tecnologico dell'Occidente, anche l'Europa ovviamente coinvolta. Questa è la mappa del mondo, guardate la parte rossa, che non è rossa solo di colore politico, ma in questo caso rossa perché chiaramente è quella con più concentrazione. Di che cosa? Stiamo parlando della Cina, degli elementi chimici comunemente chiamati terre rare, e sono indispensabili per l'industria tecnologica, la difesa e la transizione energetica. Ecco perché l'Ucraina, che è territorio molto ricco sotto questo punto di vista, è così importante per la strategia. A proposito di strategia, c'è Meloni che dovrà andare in visita a Washington nel prossimo giovedì, cioè dunque fra 2 giorni, e porterà le istanze dell'Italia ovviamente, ma anche quelle dell'Europa, per questi negoziati legati ai dazi. E allora di questo si discute nella pagina interna del Corriere della Sera. Meloni parlerà con Trump anche di gas e NATO, i contatti con von der Leyen, il viaggio negli Stati Uniti. Intanto Salvini cosa dice? Spese militari, giusto andare oltre il 2%, è una delle trattative per cui l'Europa sta contrattando, se così possiamo dire, con gli Stati Uniti. Gli altri titoli su questo argomento dell'Ucraina, la Stampa che si spinge a questo titolo, tutto sommato azzeccato per il momento storico. Trump parla come Putin. Il presidente americano assume un errore, Zelensky: non fai la guerra a uno 20 volte più grande. Questa è la risposta di Zelensky. Dalla Stampa all'Avvenire, che parla di attacchi mirati. La strage di Sumi accende scambi di accuse. Trump punta su Zelensky e poi su Putin. Dopo il raid sulla clinica a Gaza, la denuncia di Emergency. Qui tutto è target, purtroppo poi la realtà è sempre questa. Guardate, sul Libero invece il titolo è: Trump accusa tutti. In effetti non c'è nessuno escluso, no, dai
dalle sue accuse, guerra colpa di Zelensky, Biden e dei russi. Io non c'entro niente, ma la farò finire. In effetti su questo tutto sommato ha ragione, perché all'inizio non c'era, e sulle tariffe non cambia idea, ma sono flessibile. A proposito di tariffe, vi dicevo che poi i titoli dei quotidiani nazionali si spingono oltre proprio sui dazi, altro tema dominante, altro macro argomento del periodo storico che attraversiamo. E allora su Repubblica si parla delle trattative fra Europa e Stati Uniti. L'offerta a Trump dell'Europa, il commissario Šefčovič, il commissario dell'Unione Europea, web tax congelata, più acquisti di gas e niente asse con la Cina. Questo è importante perché insomma gli Stati Uniti chiaramente sanno che il rivale è la Cina in questo momento. Il Presidente degli Stati Uniti, possibile esenzione su auto. La visita di Meloni in tal senso potrebbe anche aprire delle riflessioni. Vi faccio vedere ad esempio questo articolo. Anche di questo si è parlato molto ieri. Le Space Girls, che non sono le Spice Girls, attenzione, per cui le ragazze dello spazio in orbita, e poi il bacio sulla Terra. È praticamente turismo spaziale, sì, esatto, turismo spaziale. Si paga tantissimo per stare 11 minuti circa in orbita. Certo, l'emozione deve essere tantissima, ma chiaramente bisogna poterselo permettere. Che cosa ha fatto notizia in questo caso? Che le 6 turiste astronaute erano 6 donne, sono 6 donne. Ritorniamo al discorso dei dazi. Trump non si ferma, quello che vi dicevo in precedenza, siamo sempre su Repubblica, approfondiamo attraverso Repubblica proprio questa parte dedicata ai dazi. Agiremo su farmaci e chip, ma valuto l'esenzione sulle auto. Cambia tanto, spesso cambia indirizzo, diciamo, il Presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo le borse oscillano, questo è un dato che chiaramente resta significativo. Flessibile però non cambia idea, presso nuovi provvedimenti cresce la pressione delle aziende americane perché abbandoni appunto la linea dura, questo dice la Repubblica, che soprattutto poi si va a riferire a quello che è la proposta di Bruxelles, cioè dell'Unione Europea, su gas, web tax, e Pechino, in cambio di 0 tariffe, con la visita appunto del commissario dell'Unione Europea Šefčovič, per cui l'Unione Europea che si trova in mezzo, non solo in senso geografico, fra queste due superpotenze, e che tenta di trattare con la superpotenza da sempre amica, cioè appunto gli Stati Uniti. Il Sole 24 Ore ovviamente apre con la notizia dei dazi, ma va un po' più a indicare quelli che possono essere i titoli, perché si rivolge proprio alle borse. Dicevamo, le borse oscillano in questi giorni proprio per ciò che viene deciso o viene dichiarato da Trump. Allora Goldman indica che l'oro andrà verso quota $4.000, tariffe e mercati, le società europee che offrono rendimenti da cedola superiori al 10%, per cui diciamo delle indicazioni per gli investitori. Questo troviamo sul Sole 24 Ore. Alcuni quotidiani nazionali si concentrano invece poi sul decreto sicurezza, che fa tanto discutere. Probabilmente, se non ci fosse la questione dei dazi e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, terrebbe banco probabilmente su tutti i quotidiani, perché è una polemica politica molto accesa. Ad esempio sul Manifesto si titola in questo modo: arrestatela, si riferisce appunto alla legge, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati è incostituzionale. A Milano c'è già il primo richiamo alla consulta, il decreto sicurezza arriva in Parlamento, ma al governo la stretta non basta ancora. E Piantedosi dice: servono nuove misure per proteggere i poliziotti. Dunque chiaramente richiama le proteste di chi è da sempre contrario a questo decreto sulla sicurezza. Ad esempio su Unità ancora si parla di questa
situazione, ad esempio qua è un altro argomento, quello dei migranti ammanettati o con le fascette che vengono portati in Albania, l'oscena gioia di Salvini, dice l'Unità, per i profughi ammanettati, e Piantedosi addirittura, questo è il titolo dell'Unità, ovviamente specifichiamo, rivendica la tortura. Andiamo poi sul Dubbio, anche in questo caso parliamo del decreto sicurezza. Piantedosi rilancia, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia. Dopo gli scontri al derby di Roma, questo è un altro dato che chiaramente viene ripreso dai quotidiani, il ministro dell'Interno annuncia nuove misure e Salvini si schiera, dice è tutto giusto, ma io magari avrebbe fatto in altro modo, però insomma questa è la situazione e la polemica incentrata proprio sul decreto sicurezza. Angelo. Grazie Marco, ci fermiamo qui almeno per il momento con la lettura dei quotidiani, torneremo da Marco Carni più avanti. Adesso le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della mattinata, torneremo a parlare di caro voli. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì contesto ancora instabile al centro-nord con fenomeni più diffusi nella prima parte del giorno, mentre sul resto dell'Italia sarà un martedì assolato e dunque sulla Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, sole protagonista con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola più in serata. Temperature massime che saranno ovunque piacevoli, pensate che localmente si toccheranno addirittura i 26-27 gradi con clima decisamente estivo. E per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì non abbiamo nessuna variazione, contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima asciutto, cielo sereno o al più lievemente velato, ma attenzione ai venti che specialmente nella seconda parte della giornata saranno sostenuti non solo sulle zone costiere ma anche nell'entroterra, temperature massime stazionarie. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, l'abbiamo annunciato, adesso torniamo a parlare di caro voli. Buongiorno a Carmelo Calì. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vicepresidente nazionale di Confconsumatori. Puntuale come un orologio svizzero al presentarsi delle feste, che siano di Natale, che siano di fine anno, che siano di Pasqua. Insomma, quando ci sono feste e anche le ferie estive, scatta come un orologio svizzero puntuale questo caro voli, che è un problema serio, serissimo. Ma certamente durante le festività noi diciamo, ci troviamo di fronte a questa situazione nella quale c'è una impennata dei prezzi del caro volo, però se dobbiamo essere chiari, il caro volo purtroppo appartiene alla quotidianità del trasporto dalla Sicilia, perché certamente non si può dire che negli altri periodi i prezzi siano bassi, quindi la prima questione è questa. Certamente in occasione delle festività e quindi anche in occasione di queste festività si assiste a un caro. Questo che significa? Questo significa che il principio della libera concorrenza è andato a farsi benedire. Le compagnie a meno lo applicano in maniera rovesciata, cioè invece di farsi la concorrenza a chi fa pagare di meno, si fanno la concorrenza a chi fa pagare di più. Questa è la realtà di tutti i giorni. È un vero salasso. Leggiamo qualche numero, qualche dato, perché bisogna riflettere. Allora, un Milano-Catania costa 319 euro circa, da Roma a Catania 380 euro, però se andiamo a Genova, faccio ad esempio il nome di un'altra città, i prezzi arrivano anche a 640 euro. Cioè, ma allora, perché? Da che cosa dipende il fatto che, insomma, già Roma-Milano, cioè il Milano-Catania è la distanza più lunga.
ma il prezzo più caro si paga da Genova, come mai? Ma queste sono tutta una serie di storture che sono determinati dai cosiddetti algoritmi, perché nel processo di prenotazione spesso il passeggero fa una serie di richieste, l'algoritmo cerca di captare quelle che sono le sue esigenze e poi magari applica dopodiché è un mercato certamente, diciamo, dissennato, folle, senza regole, e quindi può capitare anche che ci siano queste situazioni. Ma se vogliamo fare proprio ieri abbiamo avuto la segnalazione di una persona che deve andare a Roma domani, da Catania, Catania-Roma, Roma-Catania, quindi domani, quindi non può essere individuato come un turista che va in vacanza, non può essere individuato come uno perché va e torna in giornata, parte, è chiaro che le esigenze sono altre, ha fatto il biglietto la scorsa settimana, ha dovuto pagare andata e ritorno quasi 420 euro con l'applicazione degli sconti per i residenti, quindi questo significa che è un prezzo quasi a ridosso dei 500, e questo significa anche che per quella che è stata la segnalazione, che ha scelto la compagnia dove si pagava qualcosina in meno perché tutte le altre erano attestate su quei prezzi, quindi questo significa che appunto c'è una situazione dalla quale non si torna indietro, purtroppo. Ma il problema allora riguarda soprattutto, in particolare, chi è costretto, insomma, dalle isole, dall'isola soprattutto in questo momento la Sicilia, a rientrare nella nostra regione e poi a rientrare al lavoro, a tornare al lavoro se per caso sono di vacanze per trovare la famiglia. Andare a Londra costa di meno, 160 euro, quindi da Milano a Londra si paga molto di meno. La regione ha cercato di fare, sta cercando di fare, ha messo in campo tante iniziative. C'è il Sicilia Express, un esperimento che è stato provato, era stato provato prima a Natale, adesso riproposto anche a Pasqua, però i biglietti, 560 posti, in un'ora sono praticamente stati polverizzati. Ma allora, anche, diciamo, da un punto di vista, anche su ferrovia, anche sui treni c'è questo aspetto. Ma noi voglio essere estremamente sincero in quello che penso. Noi sin dall'inizio abbiamo salutato positivamente la misura messa in campo dalla Regione sul caro voli per avere uno sconto da parte dei residenti. Abbiamo detto però una cosa importante, e purtroppo il tempo ci ha dato ragione. Abbiamo detto attenzione, si tratta di una misura temporanea che non risolve il problema, che certamente aiuta i passeggeri siciliani a spostarsi a un prezzo inferiore, però il problema non sta lì, perché le compagnie continueranno ad applicare i prezzi alti, quindi bisogna affrontare e risolvere il problema alla radice. Purtroppo, come dicevo, il tempo ci ha dato ragione, quindi secondo me bisogna avviare una fase di una nuova riflessione, aprire una seconda fase. Questo chiederemo alla Regione, perché questa fase ormai ha mostrato i suoi limiti, certamente ha la sua rilevanza, perché quando i prezzi sono di una certa entità lo sconto è come se fosse inutile. Per essere brutali ci troviamo di fronte a un mercato drogato e viene fornito metadone a un mercato drogato. Poi non si può continuare così. Quindi, tra l'altro, queste situazioni dimostrano anche un'altra cosa che avevamo detto, che ci troviamo di fronte ad un abuso di posizione dominante, perché l'abuso di posizione dominante non è necessariamente collegato a un regime di monopolio, quindi può sussistere anche quando non c'è un monopolio, quindi quando ci sono più compagnie, si fa una sorta di purché cartello. le stesse approfittino, proprio la giurisprudenza parla di approfittare dello stato, diciamo, di bisogno del consumatore per applicare dei prezzi che non avrebbe mai potuto applicare. Allora, 15 milioni di euro, quanto praticamente messo sul tavolo dalla Regione. Nonostante tutto questo, praticamente si continua a soffrire da questo punto di vista, perché ci sono dei rimborsi che vanno al 25%, ma rimborsi anche fino al 50% per determinate categorie di persone vulnerabili come gli studenti, le persone che hanno disabilità, e anche chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro. Ma 15 milioni di euro sono una cifra esorbitante, che però
non è riuscito a chiudere questa falla, che è una falla che evidentemente anche l'antitrust non riesce a contrastare. Perché l'antitrust non riesce? Non riesce a dimostrare cosa non riesce a dimostrare l'antitrust? Ma qua il problema è capire sulle istruttorie quello che è stato oggetto di indagine. Secondo me anche da questo punto di vista bisognerebbe rivedere anche il tipo di approccio, perché poi l'antitrust indaga e poi deve valutare sulla base delle segnalazioni di quello che trova. Quindi a mio avviso la questione sull'antitrust bisogna riaprirlo secondo nuove segnalazioni, secondo nuove segnalazioni di comportamenti che si sono verificati in questo periodo. Ma possiamo dire che il carovolo è diventato una sorta di nuova tassa per una certa fetta di persone che sono costrette a spostarsi oggi per domani, per chi deve rientrare nei periodi di festa, per chi deve tornare al lavoro fatte le feste, diciamo, con la famiglia. Ma se la possiamo definire tassa, potremmo anche definirla tassa. Io preferisco definirla l'ennesima vessazione sulla pelle dei siciliani, senza voler fare qua grandi discorsi ideologici, però la verità è questa, e poi anche questa opportunità di sconti si è rivelata anche con dei limiti, perché per esempio il fatto stesso che per le compagnie non convenzionate si debba chiedere rimborso entro 30 giorni, molte persone ci hanno segnalato che hanno perso la possibilità di avere il rimborso perché non sono riusciti entro 30 giorni. Ad esempio in Sardegna, che c'è un sistema quasi analogo, c'è tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo. Non vedo perché in Sicilia si debba chiedere il rimborso entro 30 giorni da quando si è volato. Oppure ancora molte persone anziane che non hanno lo SPID non possono inserirlo perché non è possibile farlo con quello del figlio, della figlia, del familiare, del vicino di casa, e quindi molte volte si perde. Ecco, anche pur diciamo con tutti i limiti, anche l'applicazione pratica necessita di una rivisitazione indubbiamente. E allora che cosa serve? Serve una nuova idea, diciamo così, del sistema di mobilità e delle infrastrutture? Certamente la questione trasporti è la questione centrale a mio avviso in Sicilia, perché fin quando non si pone diciamo, mano ad una seria riorganizzazione di tutto il sistema dei trasporti e per essere molto chiari una seria politica dei trasporti non può essere fatta con interventi parziali su questo settore o su quest'altro settore. Bisogna che ci sia un piano organico generale di intervento complessivo che poi va a declinarsi in tutti i vari settori del trasporto aereo. Se noi continuiamo a fare interventi anche con somme rilevanti, abbiamo visto che rischiamo di bruciare soldi inutilmente e impinguare soltanto le tasche delle compagnie che sono ben contente di prendersi questi soldi. Ma il tema della continuità territoriale? Ma io l'ho proposta nel 2013 anche vostro ospite, e fui accusato in quell'occasione, quindi 12 anni fa, fui accusato allora di fare una battaglia di retroguardia. La battaglia non è di retroguardia, si è dimostrato che non è di retroguardia e che può offrire tante opportunità. Io ne sono convinto ancora di più. Proprio oggi abbiamo la notizia che è stato pubblicato il bando sulla continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso. Questo conferma che per la Sicilia è anche una possibilità, e allora io mi chiedo, se è possibile per Comiso, perché non può essere anche per tutti gli altri aeroporti della Sicilia la continuità? Resta sempre la battaglia che ritengo prioritaria, perché è quella che è in grado di dare una soluzione quantomeno definita. Certamente, secondo a mio avviso, un adattamento ai tempi, perché è chiaro che la continuità territoriale di una volta non può essere la continuità territoriale rispetto al mercato di oggi, ma la continuità territoriale resta e purtroppo anche in questi interventi è stata invocata la continuità territoriale in maniera, diciamo, sbagliata, perché alla fine il richiamo quindi
ben venga, è una battaglia che a mio avviso bisogna riprendere, anche se si viene criticati di fare battaglie di retroguardia. Bene, grazie allora a Carmelo Calì. Il tema del caro voli, insomma, non lo risolviamo stamattina, non lo risolveremo probabilmente neanche nelle prossime settimane, però bisogna continuare a insistere, anche perché il legislatore qualcosa a un certo punto dovrà cercare, dovrà farla, perché insomma è veramente insomma, per i siciliani, per chi è costretto anche per lavoro a dover acquistare un biglietto oggi per domani per urgenza, per fare una riunione, per partecipare a un meeting e poi si ritrova a pagare molto di più rispetto a quelli che magari viaggiano, che ne so, da Pisa, faccio un esempio, da Pisa per Milano non è la stessa cosa viaggiare da Catania per me. Ho fatto un esempio, attenzione, fra i tanti possibili. Grazie allora a Carmelo Calì, buon lavoro, in bocca al lupo e noi ci fermiamo qui, alla prossima. Fra poco parleremo della giornata del Made in Italy. Oggi si celebra la giornata del Made in Italy. È il momento di parlare del Made in Italy, anche perché oggi si celebra la giornata del Made in Italy. È il 15 di aprile, è un'occasione speciale. Buongiorno intanto alla nostra ospite, che è la dottoressa Floriana Franceschini, che è presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Allora, il Made in Italy vuole sottolineare, vuole evidenziare come la creatività, l'eccellenza, i prodotti che nascono nel nostro paese, dall'industria del nostro paese, ma anche dagli dei nostri artigiani, sono dei prodotti che probabilmente nel mondo non si trovano. Certamente oggi è una giornata particolarmente importante per la nostra produzione in generale, soprattutto per l'artigianato, che è conosciuto in tutto il mondo con i suoi prodotti d'eccellenza. Il Made in Italy nasce intorno agli anni 50, quando vengono invitati dei proprietari di grandi magazzini americani in Italia e conoscono le collezioni dei nostri stilisti. Le sorelle Fontana allora erano in auge e da qui nasce proprio la conoscenza del prodotto d'eccellenza, che è basato su un design particolare e molto originale che fa conoscere l'estro italiano in tutto il mondo. Ma oggi, quando si parla di Made in Italy, si mettono in campo in questo concetto le cosiddette 4A, riferibili a 4 diversi comparti che noi esportiamo in tutto il mondo, cioè l'abbigliamento conosciuto in tutto il mondo, il vestire italiano, sappiamo lo stile italiano, la scelta particolare dei tessuti che viene usata, quindi la qualità delle stoffe, ma anche e soprattutto lo stile. Si parla di automazione, altro comparto importantissimo che si occupa ad esempio delle macchine utensili, dove c'è non solo un'importanza e un'attenzione nella particolare costruzione di queste macchine che sono esportate in tutto il mondo, ma oggi come oggi viene aggiunta anche una importante conoscenza delle nuove tecniche, della digitalizzazione ad esempio di queste macchine, dell'applicazione di tecniche sempre più moderne. Si parla di arredo. E anche l'arredo è molto importante, perché tutto il settore del legno e dell'arredamento è molto conosciuto. Anche in Sicilia abbiamo comparti importanti che rappresentano almeno il 6% diciamo, di quella che è la produzione che viene messa in campo. Si parla soprattutto di agroalimentare, che poi è il fiore all'occhiello. I nostri prodotti sono conosciutissimi in tutto il mondo. Dottoressa, lei ha citato le 4A, ma che cos'è che unisce le 4A? C'è un filo conduttore in queste 4A? Perché sono cose, andiamo dall'automazione all'abbigliamento, all'agroalimentare e anche all'artigianato. Allora, c'è un filo conduttore in tutto questo? Perché il Made in Italy è viene considerato una eccellenza? Ci sono delle peculiarità che fanno del Made in Italy qualcosa di irripetibile?
Io devo dire che il filo conduttore, il filo rosso che unisce le 4A, questi comparti che sembrano Distanti lontani o distanti l'uno dall'altro, in realtà alla base hanno una cosa fondamentale, l'estro, l'originalità che deriva dal nostro artigianato. Insomma, noi siamo figli di Leonardo da Vinci, abbiamo un substrato culturale molto forte. E poi a questo si aggiunge una cosa che gli stranieri amano moltissimo, il vivere italiano, il modo di approcciarsi alla costruzione di questi prodotti straordinari. E questa è una cosa che esiste solo da noi ed è una caratteristica del nostro popolo. Questa è un'eccellenza, diciamo, della nostra Italia. Ma in Sicilia il Made in Italy in particolare ha delle peculiarità diverse poi rispetto anche al resto del nostro paese, perché la Sicilia fa parte sì dell'Italia, ma noi abbiamo delle tradizioni che si tramandano un po', adesso un po' di meno, però che sono, diciamo, uniche. In Sicilia in particolare diciamo il prodotto in generale che viene esportato e conosciuto in tutto il mondo è l'agroalimentare, all'interno del quale noi abbiamo due prodotti di assoluta eccellenza che negli ultimi anni hanno avuto un boom a livello di export, e sono il nostro meraviglioso vino, che prima veniva usato solamente per tagliare vini più importanti italiani, poi si è capito invece che era un eccezionale prodotto da proporre, e l'olio extravergine d'oliva, che è un'altra grandissima eccellenza del nostro territorio. Ma io mi permetto di citare anche ad esempio i formaggi. Molti di questi prodotti sono prodotti a denominazione di origine protetta e quindi come dire, rappresentano delle grandi eccellenze sia per la qualità delle materie che vengono usate, sia per l'originalità del prodotto. Non so, il pecorino siciliano DOP è un prodotto eccezionale, piuttosto che tutti gli altri prodotti che vengono esportati, la stessa pasta. È chiaro che nell'agroalimentare noi abbiamo una varietà incredibile, ci sono solo per la Sicilia su 588 circa di prodotti DOP in Italia, almeno 68 sono prodotti siciliani. Un numero direi rilevante. Sì. Io mi permetto di citare il pistacchio di Bronte, che nella nostra provincia catanese è un prodotto di qualità. Allora possiamo dire che questa giornata in qualche modo, che rappresenta, abbiamo detto prima, un riconoscimento a quella che è l'eccellenza dell'industria italiana e di conseguenza anche dell'artigianato italiano, della Sicilia anche, è un modo per valorizzare l'identità culturale anche del nostro paese, perché c'è identità culturale, a parte le tradizioni c'è anche una cultura. Prima lei faceva riferimento, diciamo, ci sono delle cose che soltanto da noi riusciamo a fare, perché c'è un modo di pensare, c'è un modo di essere, c'è un modo di applicare poi l'idea che magari da altre parti non si riesce a fare. Certamente dietro il prodotto chi compra uno dei nostri meravigliosi formaggi, vini, piuttosto che l'olio, immagina appunto il cosiddetto vivere italiano, che è molto apprezzato nel mondo e quindi in qualche modo i prodotti rappresentano questa, come dire, nelle fantasie dei nostri stranieri rappresentano un momento importante nel quale provare ad immaginare di vivere all'italiana, come spesso dicono in particolare gli americani. Certo, questi nostri prodotti in questo momento a questo volevo arrivare io, cioè vorrei arrivare al problema dei dazi, perché chiaramente le esportazioni, anche se c'è in questo momento ci sono questi 90 giorni di stop, vengono penalizzati fortemente. Questo è un argomento che crea grandi difficoltà ai nostri produttori. Il nostro Presidente nazionale la settimana scorsa ci ricordava che il fatturato diretto e indiretto che noi abbiamo con l'America è di quasi 90 miliardi. È una cifrona. E 14 miliardi di questi sono prodotti dalle piccole e medie imprese, che sono quelle che producono dei prodotti particolari, di grandissima eccellenza.
Questo ovviamente crea grandi problemi alle nostre imprese, problemi soprattutto di incertezza, perché un imprenditore deve programmare la sua produzione e deve già sapere dove va collocata. Motivo per cui questi gravi momenti di incertezza come dire, creano un allarme non indifferente. Oggi so che sono stati stanziati ad esempio dalla nostra regione dei fondi per cercare di colmare le eventuali difficoltà che i nostri esportatori dovrebbero avere nei prossimi giorni, finché il nostro Presidente del Consiglio, parlando con Trump, non ci dia delle buone notizie rispetto a questo problema. E allora, speriamo bene, in bocca al lupo, celebriamo il Made in Italy, ma mi permette di dire bisogna celebrare anche il Made in Sicily, perché, diciamo, come ha detto lei, una parte di questo Made in Italy arriva proprio dalla nostra regione. Grazie alla Presidente di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Catania, CNA. Grazie alla dottoressa Floriana Franceschini, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto quello che si riesce a fare con i nostri prodotti, con i nostri artigiani, con le nostre piccole e medie imprese, che poi sono, diciamo, i pilastri dell'economia, così è sempre stato, del nostro Paese. Grazie a voi. Grazie a voi, ci fermiamo per pochissimo, parleremo di altre, diciamo, eccellenze, però a tavola, fra poco, con i dolci di Pasqua, lo faremo con uno chef. Fra pochissimo, restate con noi. Abbiamo apparecchiato la tavola, direi così, stamattina. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, ben trovati. Buongiorno, della Confederazione Pasticceri Italiani, in rappresentanza della Sicilia. E adesso, grazie alle nostre telecamere, facciamo vedere quello che abbiamo sul nostro tavolo, dalla colomba tradizionale alle dobbiamo dire che la Pasqua accomuna tantissimi dolci che rappresentano questo periodo pasquale, quindi dai più, diciamo così, tradizionale fino all'evoluzione delle uova di Pasqua, un po' che fanno primavera, più contemporanea. Il dolce tradizionale di Pasqua siciliano, per eccellenza? È la cultura, quella più antica, che ovviamente è un dolce che rappresenta la cultura dolciaria siciliana, ma che cambia forma e nome ogni 10 km. Infatti a questo dolce rispondono almeno 15-16 nomi. Quindi noi la chiamiamo cultura con l'uovo, che la chiama palummetto o campanetto. Ma cosa di caratteristico questo dolce? Di caratteristico che ha l'uovo che rappresenta la rinascita, come Gesù che risorge dal sepolcro, il pulcino che esce dal guscio, quindi la sorta di risurrezione della vita, diciamo, oltre il buio c'è la luce. Fra le altre cose è un dolce molto semplice, perché si un fa dolce con semplice poco. Che è un limite a un pane dolce, ecco. Poi pian piano con i tempi è cambiato, ma l'uovo dobbiamo dire che lo stiamo vedendo in questo momento. Rappresenta sin nell'antichità un forte legame con la vita contadina, no? Addirittura nel periodo della semina si prendeva un uovo, si tingeva di rosso e si metteva sottoterra come gestazione del terreno affinché tutta, diciamo, il terreno potesse tornare a germogliare e a dare vita. Questo, diciamo, è il dolce tradizionale della nostra terra, però accanto a questo ci sono altri dolci. Sì, allora il dolce, quello più rappresentativo, è la regina della pasticceria siciliana, che è la cassata. La cassata siciliana, proprio il dolce ormai sdoganato tutto l'anno, ma proprio si lega alla Pasqua perché rappresenta il sole. La vediamo. Qua, in primo piano la regina che ovviamente quella accanto è la sua antenata, la cassata a forno. E adesso magari con la telecamera cerchiamo di arrivarci, se riusciamo a farlo. Però in che cosa si differenzia la cassata al forno? Si differenzia che quello è un dolce documentato che ha più di 2000 anni di storia. Poi, eccolo qui. Che ha cambiato forma in tutti gli anni. Poi è stato, diciamo, Salvatore Gulì, che era un pasticcere palermitano, che durante una mostra a Parigi nel periodo della Belle Époque l'ha voluta
diciamo così, rivisitare e farla bella baroccheggiante, elegante. Ma all'interno abbiamo visto che cosa c'è dentro, della ricotta? Sempre ricotta, sia in quella a forno che sia in quella classica, però l'aspetto l'ha voluto cambiare completamente. Infatti è uno dei dolci che rappresenta un po' l'architettura siciliana, perché è barocca, con tutti i suoi decori. Quindi credo che possiamo vantare che pochi posti al mondo ci sono che hanno un dolce che rappresenta la propria architettura. Allora, noi siamo partiti dalla tradizione, Sì. dalla cultura cullova, alla cassata siciliana nelle due versioni, per arrivare ai giorni nostri. Ovviamente Ma ce n'è, tutti questi dolci rappresentano, sembra come l'agnello, è un dolce molto rappresentativo della Pasqua perché rappresenta Gesù risorto. Infatti la bandierina che mettiamo sopra rossa nell'iconografia cristiana, Gesù risorto dal sepolcro, ha proprio questo stendardo rosso che è la vittoria della vita sulla morte. E la stessa cosa la mettiamo anche sull'agnello perché rappresenta proprio Gesù. Adesso le faccio una domanda. Sì. Abbiamo una colomba tradizionale, abbiamo delle uova particolarissime stamattina qui, colorate. L'ho voluto uno portare rosa. apposta perché fanno primavera, mettono esatto. gioia. Però per fare questi prodotti, che sono prodotti di eccellenza, servono delle materie prime diciamo di qualità. Ahimè, però su questo tema io mi vorrei un attimino soffermare, perché negli ultimi mesi, diciamo negli ultimi anni, c'è stato un aumento esponenziale, direi, delle materie prime. Sì. Una nota: il burro è aumentato del 50%, le nocciole addirittura sono raddoppiate del 100%, di il prezzo. cioccolato più del... E quindi diciamo che... sì, per fare fronte a tutto questo noi abbiamo fatto, diciamo che anziché fare ormai colombe da 1 chilo le facciamo a 7,50, mantenendo lo stesso prezzo. Alla fine si fa festa lo stesso, si mangia di meno visto che l'estate è alle porte e non guasta, quindi perché abbiamo meno tempo di recuperare rispetto al Natale. Questo è quanto, però bisogna valorizzare e far capire e educare i nostri consumatori per far comprendere le difficoltà che abbiamo noi artigiani, che spesse volte se trovate quelle 2-3 euro in più. Uovo rosa con delle margherite attaccate, vediamo, è una cosa davvero... Diciamo che sugli aumenti, ad esempio sul cioccolato, si è avvertito un aumento pazzesco, ma già diciamo che c'è un margine di guadagno molto più elevato rispetto alla colomba. Perché? Perché un uovo del genere pesa intorno ai 400 grammi, eppure se tu lo dovresti pagare anche 50 euro lo paghi tranquillamente, quindi siamo intorno a 100 euro a chilo. La colomba, se io la pago 40 euro a chilo, già mi sembra tanto, perché le industrie ci hanno, come già forse ti dissi, ci hanno insegnato a pagare poco i lievitati, cioè panettone e colomba, e invece a pagare tanto l'uovo di Pasqua, perché ha un volume enorme, ma in realtà dentro è vuoto. C'è la sorpresa. Esatto. Okay. Adesso la domanda che faccio io, ma per realizzare intanto un uovo come questo, come quelli che stiamo vedendo, quanto tempo serve? Realizzarne uno ci vuole lo stesso tempo di realizzarne 10, perché i processi di lavorazione, di temperaggio sono uguali, quindi una volta che ne preparo uno ne preparo in serie, i tempi si accorciano, ottimizzo i miei tempi. Però è chiaro che più che dei tempi rispetto ad altri conosce la tecnica, conosce la materia prima, e se considerate che questo è solo cioccolato, non ci sono... Cioccolato fondente o cioccolato al latte questo? Un cioccolato fondente e bianco, prima una parte bianca e dopo una parte fondente per far saltare di più il colore. Quindi intanto ci stiamo rifacendo gli occhi. E poi la colomba, i tempi della lavorazione della colomba sono diversi rispetto a quelli del panettone? No, sono come quelli del panettone, quando si lavora di tomate, i tempi di riposo siamo sempre lì. Quindi tra impasti, riposo, il prodotto confezionato passano 36 ore dall'inizio prima di poterlo mettere in busta e riposare. Quindi è un prodotto che va valorizzato e va spiegato. E che cosa possiamo dire di questa colomba? Quali materie particolari ci sono in questa colomba? Le materie particolari sono sempre ovviamente materie prime d'eccellenza. Il burro deve essere, perché un burro da latteria, quindi d'eccellenza. I canditi devono essere canditi nostri, non canditi comprati, perché abbiamo una terra meravigliosa che ci offre degli agrumi stupendi che tutto il mondo ci invita, quindi l'invito è proprio quello di consumare i nostri agrumi. Le mandorle nostre di Avola, quindi voglio dire non ci manca nulla, basta semplicemente chiedere, abbiamo tutte le materie prime a portata di mano d'eccellenza. Una cosa che non abbiamo, su cui non abbiamo discusso e parlato stamattina sono questi ovetti che vedo accanto alla colomba. Sì. Eccoli qua, adesso la regia quelli sono puntuale. degli ovetti sempre all'interno del pralinato di nocciola dei nebrodi, quindi con delle nocciole sempre quindi sono siciliane, praticamente dei prodotti pregiatissimi. Pregiatissimi, sempre siciliani, che
un'occasione, un modo per bandire la tavola, per sistemare. Ce ne abbiamo prodotti un'infinità. Stamattina ci siamo veramente rifatti gli occhi, non oso immaginare il sapore, il gusto di queste prelibatezze, perché praticamente... Diciamo che questi dolci richiamano, abbiamo portato sia le uova, la cottura ad esempio è un dolce semplice, ma ha il potere di rievocare quelle situazioni. Io come questa settimana farò pure a casa con i miei figli i cottureddi con l'uovo, perché è una tradizione, un modo per farli giocare. Questo è un dolce che si prepara anche in tempi relativamente brevi. Certo, in tempi relativamente brevi, perché? Perché è un dolce di tutti, un dolce dei poveri e a portata di mano. Un dolce popolare, diciamo. Oggi magari anziché mettere l'uovo sodo mettiamo un uovo piccolino di cioccolato, i bambini sono più felici. Però è bello prepararli, è un momento di convivialità per stare insieme, rafforzare quell'area familiare che non guasta mai. Se vogliamo distrarre i nostri figli dai telefoni, dalla tecnologia, ecco, imbastiamo un po' di pasta frolla, mettiamoci a tavola e i bambini sono felicissimi di sporcarsi le mani anziché lavorare con la plastilina. Ecco, i miei figli hanno avuto mai la plastilina, ma avevano la pasta frolla. Risparmiavo soldi a non comprare cose piene di coloranti e poi si divertivano a realizzare i loro piccoli dolcetti, le loro creazioni. Allora, grazie per essere stato qui con noi. Serena Pasqua a tutti. E ci vediamo alla prossima festa. Ci vediamo. E parleremo sempre di dolci. Alla prossima circostanza, grazie a Peppe Leotta che rappresenta la Confederazione Pastiggeri Italiani, chiaramente in Sicilia. Per la regione Buon Sicilia. lavoro davvero e ammiriamo ancora una volta, grazie alla regia, questo parterre di dolci tutti siciliani. In bocca al lupo e ancora buona Pasqua. Grazie a voi. Ci fermiamo, restate con noi, adesso ci sono le pillole di Almanacco e poi dopo, come sempre, andremo a scrutare le stelle, ma restate insieme a noi. La giornata mondiale dell'arte, celebrata il 15 aprile, è stata istituita dall'UNESCO per sostenere l'arte come mezzo di sviluppo e diffusione culturale. L'arte, inoltre, è vista come un ponte vitale tra culture diverse, facilitando lo scambio di idee e l'arricchimento reciproco tra le nazioni. Oggi parliamo del pianeta Mercurio. Ma Mercurio possiede satelliti? No, e questo è a causa della debole gravità del pianeta e della prossimità al Sole. La materia per formare eventuali satelliti è stata invece attirata dentro il Sole. Una curiosità su Mercurio è che i suoi crateri prendono il nome da artisti, tra cui Disney, Beethoven e Van Gogh. E allora, siamo in attesa di avere in collegamento Marco Amato. Nel frattempo, a questo punto, io chiedo alla regia, in considerazione del fatto che siamo in attesa di avere il nostro Marco con quelle che sono le indicazioni per la giornata di oggi sull'oroscopo e sulle stelle, magari di riavere in studio invece Marco Carli per tornare a leggere dai quotidiani qualche notizia, qualche approfondimento, qualche indicazione che arriva non soltanto dalle prime pagine. Chiedo magari alla regia di avere qualche indicazione. Allora, ci fermiamo brevemente però e poi torniamo, restate insieme a noi. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Evidentemente abbiamo qualche problema stamattina con il nostro Marco Amato, però noi passiamo da un Marco all'altro. Da Marco Amato
a Marco Carli che ritrovo nello studio. Non posso fare l'oroscopo, no, però ci dai qualche previsione sportiva, dai. Qualcosa sullo sport che troviamo sui quotidiani regionali, in questo caso la Sicilia, e nazionali, e fra poco vedremo anche la Gazzetta dello Sport. Sulla Sicilia vi faccio vedere questo articolo che è dedicato a un protagonista del Catania. Diciamo ritrovato, soprattutto nell'ultima partita di campionato abbiamo visto molto importante quando è passato da braccetto, così si chiama, a molti non piace questo termine, uno dei difensori centrali esterni, centrosinistra, diciamo. È andato sull'esterno di sinistra per poi fare il cross. Quindi per il gol l'esterno alto, no? Di Jimenez, esterno alto. Catania Celli accelera, gioco di parole fra parentesi, mentalità da playoff anche contro il Potenza. Lui protagonista appunto dell'assist per Jimenez per il gol dell'1-0 che poi è stato decisivo in casa nell'ultima partita di campionato del Catania. Dopo gli acciacchi accusati in avvio di stagione ho trovato la giusta continuità per fornire un apporto concreto. Ricordiamo che lui era finito fuori rosa, poi è stato reintegrato, è stato l'unico, diciamo, dei fuori rosa ad essere reintegrato. Evidentemente in lui Toscano ha visto qualcosa su cui poter magari lavorare alla lunga distanza. Ed in effetti anche lui ha una duttilità, no? Perché alla fine dei conti, come spesso succede nelle squadre di Toscano e nel Catania in questo caso, si nota come Celli appunto possa fare, come detto, il difensore e poi anche l'esterno. Ieri a corner, Angelo, c'è stato Lunetta, insomma è un altro di questi giocatori che hanno questa duttilità, no? E che riescono ad essere protagonisti in tante zone del campo. Stare lì davanti, soprattutto dalla tre quarti in avanti, riesce a fare delle cose meravigliose. Io lo preferisco, ieri non gliel'ho detto, però come finto centravanti, falso 9, no? Lui è un giocatore che in area di rigore sa muoversi molto bene, vede la porta e poi nell'1 contro 1 ha delle grandi capacità. Certamente Toscano sta recuperando tanti giocatori, probabilmente per la partita con il Potenza potrebbe recuperare anche Guglielmotti, almeno per qualche minuto, almeno per la convocazione. Significa arrivare, stando così le cose, con una squadra certamente in condizioni migliori nei playoff. A proposito, Celli, ritornando alla pagina, dice: sono felice per l'assist a Jimenez, il suo gol è servito a vincere una gara importantississima, dice appunto il difensore. La velocità, posso anche sganciarmi spesso, ho giocato anche da terzino nel modulo A4. Sui tifosi, meravigliosi, una città così calda, il sostegno del pubblico è come quello di Serie A. Ovviamente non possiamo che essere d'accordo. Ricordiamo quello che è successo nell'ultima partita, seppur persa dal Catania contro l'Avellino, numeri che ritornano importanti al Massimino. Per chiudere questa parte dedicata allo sport, Angelo, vi do nota anche invece di quello che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, perché ieri, guarda caso, si è giocato ancora nel campionato di Serie A, c'era il posticipo fra il Napoli e l'Empoli, vinto dal Napoli, per cui Napoli risposta esatta, Napoli che dunque ritorna a -3 dall'Inter e ritorna protagonista, come d'altronde è giusto che sia, della corsa scudetto. In qualche modo si rende vivo questo campionato, no? È un campionato combattuto da queste due squadre che hanno poi due caratteristiche diverse, no? Il Napoli non gioca le coppe, gioca solo in campionato, mentre l'Inter, come vediamo dal titolo principale, deve dividersi un po' fra la Coppa Italia, la Champions League e il campionato, tant'è vero che questo è il titolo su Inzaghi, Mister Europa, si è preso l'Inter, certamente protagonista. L'allenatore dei nerazzurri ha convinto tifosi e società ora appunto al 2028 e domani, ricordiamo, c'è il ritorno dei quarti di finale Champions League, l'unica italiana presente, l'Inter contro il Bayern. Si parla ovviamente di futuro e si parla anche del caso scommesse, tornato in voga nell'ultimo periodo con lo sfogo di Fagioli. Mi scuso con tutti, ma ho già pagato, adesso basta. Questo diciamo che lui ha già scontato la sua pena, perché sì, è stato giudicato. Però si continua a parlare ovviamente di tutto quello che lui ha fatto in quel momento con queste intercettazioni che sono trapelate e che sono venute fuori e che chiaramente fanno capire qual era il ruolo di Fagioli in tutto il contesto. Grazie a Marco Carli per queste ultime notizie di carattere sportivo per la nostra rassegna stampa. E adesso noi ci fermiamo. Prima di salutarci un augurio particolare a Luca Barbarossa, perché è nato il 15 aprile del 1961, quindi buon compleanno a lui. Buongiorno Sicilia,
torna domani, grazie per averci seguito, a tutti voi chiaramente una buona giornata.